Con 12,5 voucher venduti per ogni lavoratore dipendente, un lavoratore su 7 pagato con questo sistema, il Veneto è la prima regione per l'uso di questo strumento di retribuzione, superando in termini percentuali anche la Lombardia. A denunciarlo la CISL del Veneto, che ha avviato una campagna di informazione contro l'abuso dei voucher. Nel 2015 i buoni staccati sono stati 15 milioni, 6 milioni in più dell'anno precedente e quasi il triplo del 2013. La prova, secondo il segretario regionale del sindacato Onofrio Rota, che quello che era nato come un sistema per retribuire attività occasionali sta diventando un modo per assumere lavoratori senza tutele e risparmiare sui contributi previdenziali. Il voucher nasce come uno strumento per tutelare quel lavoro occasionale e accessorio, che vuol dire che si manifesta in maniera proprio sporadica, non so, le vendemmie, lavoratori che per alcuni giorni partecipano alla vendemmia. Cosa abbiamo assistito in tutti questi anni? La legge Fornero ha completato questo percorso, ha allargato l'utilizzo e l'estensione dei voucher a tutti i settori lavorativi. Le conseguenze per i lavoratori non sono buone, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto pensionistico. Un lavoratore per costruire una pensione con i voucher deve lavorare 126 anni di lavoro, ci vogliono per maturare una pensione minima di 600 euro, 126 anni. I casi di abuso, sostengono dalla CISL, sono evidenti e maggioritari rispetto al giusto utilizzo. Per questo abbiamo attivato un numero verde che raccoglierà le denunce dei lavoratori, ai quali abbiamo messo a disposizione il nostro ufficio legale.